con il detto "ho le mani legate", intendendo con ciò l'impossibilità di risolvere una situazione problematica. L'istruttore Dennis ci dimostra invece che ci si può ugualmente difendere adoperando le altre parti del corpo. Ed ora ancora un'arma, la sciabola, che può sembrare molto simile alla spada, ma è più pesante e più corta e quindi alcuni movimenti sono più di forza. C'è un vecchio proverbio cinese che dice: il movimento della spada è come una raffica di vento, quella della sciabola è come un'artigliata di tigre. A presentarci la forma il maestro Roberto Ravarro. Ancora un'arma, il longian, meglio conosciuto in Occidente come nunchaku, antico attrezzo agricolo per il trasporto e la battitura del riso, è in realtà un'arma molto veloce ed efficace nei combattimenti ravvicinati. Marco e Riccardo in un combattimento di bastone contro longian.
iniziamo la esibizione di Pietro Dao con un esercizio di difesa personale molto particolare.